Allora, buongiorno a tutti e benvenuti. Oggi, dal mio punto di vista, è un momento importante perché presentiamo il gruppo consigliare che abbiamo introdotto nel Consiglio e che si chiama il Veneto Vale e nasce da un'esperienza che non è dell'ultimo minuto, è un'esperienza radicata in un lavoro che è partito 8 anni fa con l'associazione Veneto Laboratorio Civico, Vela, che ha messo insieme tutto un gruppo di amministratori, accademici e esperti di varie tematiche per contribuire con proposte, con idee alla politica locale e regionale. L'esperienza di Vela è un'esperienza che ha portato a dei momenti importanti, secondo me, in alcuni ambiti. Penso al lavoro fatto sugli ATS, penso al lavoro che si è fatto sulle politiche locali con la professoressa Messina e ha, diciamo così, ispirato poi anche un impegno diretto, politico, però distinto da quello, diciamo così, di promozione culturale che è in Vela. E per rimanere, diciamo così, fratelli, ma non con la stessa identità, l'associazione ha assunto il numero di Vale ed è nata marzo 2024, 9 membri fondatori, in 5 siamo qui. Ringrazio della presenza la Presidente Rossella Cendron, il Vicepresidente Aldo D'Achille, i membri fondatori Mario Barbieri, Manuel Remonato, io. Ci sono poi tra i 9 Alfio Piotto, Orazio Zenorini di Verona e Andrea Cereser, già sindaco a San Donà, e mi rimane il nono che poi mi verrà in mente, e Paola Moro, sindaca a Monastier. Ecco, da questi 9 amministratori è nata l'esperienza di Vale e io credo che rappresenti un elemento importante nella politica regionale, perché ciascuno di queste persone in ambito comunale ha portato delle esperienze che hanno portato ad amministrare. I sindaci che abbiamo oggi sono 2 esempi di buone amministrazioni civiche e l'idea è quella che questo spirito civico, questa capacità di coinvolgimento dei cittadini, di essere vicini ai bisogni, possa rappresentare di fatto un elemento indispensabile per le forze democratiche per amministrare anche ad un livello, diciamo così, più ampio che è quello regionale. Io voglio ricordare che anche le grandi città del Veneto, Padova, Vicenza e Verona, sono arrivati ad avere un'amministrazione diciamo così, non di destra, usiamo questo termine per collocare in maniera corretta, grazie al coinvolgimento del mondo civico, grazie anche a dei candidati che hanno saputo rappresentare bene quella che è l'identità locale dei cittadini. Ecco, l'obiettivo è quello di tenere vivo questo spirito, di affiancare anche quello che è il movimento del Veneto che vogliamo, che ha accompagnato la mia campagna qui in Regione nel 2020, ma che forse non riusciva a coprire un po' tutti questi mondi e a vederli rappresentati in ambito regionale. Ecco, quindi l'obiettivo è, diciamo così, non è un obiettivo dell'ultimo minuto, è un obiettivo che vuole essere una presenza sicuramente alle regionali del 2025, ma poi rimanere per costruire anche negli anni a venire. Io non voglio rubare altro tempo e vorrei far intervenire appunto le persone che con me condividono questo percorso e che credo rappresentino un elemento di valore, di forza della nostra regione, perché con la loro capacità amministrativa, con il loro entusiasmo, anche la loro capacità di coinvolgimento hanno mostrato grande capacità di esserci e di interpretare i bisogni. Una cosa per me che è importante, l'idea dietro Vale è la leadership diffusa. Non c'è una persona che identifica il movimento, ma c'è tutto un portato di idee, c'è una condivisione di obiettivi che io credo sia indispensabile per rappresentare bene il nostro territorio. Per cui io invito per prima cosa Rossella
a prendere la parola per raccontare appunto questa esperienza e per far capire che non stiamo parlando di una meteora, ma stiamo parlando di un'idea di rappresentare la politica locale che è solida e che ha una prospettiva molto molto robusta. Grazie Arturo, perché oggi abbiamo la possibilità di parlare di un tema, tra virgolette, che ci riguarda davvero da vicini, prima ancora che come amministratori, come cittadini. È il tema della fiducia. E io credo che Vale nasca proprio per questo motivo, perché ci siamo accorti che se il 50% nelle democrazie mature va a votare, abbiamo un grosso problema di fiducia dei cittadini. Ce ne rendiamo conto anche nella nostra realtà italiana, ma anche locale. E quindi è qua che nasce la riflessione di chi, amministratori come noi che siamo qui oggi, ma anche accademici, professionisti e passionari della cittadinanza attiva, che vogliono risvegliare le coscienze verso la politica con la P maiuscola. E quindi siamo qui proprio per riuscire ad avvicinare alla gente, ai cittadini, quella che è la politica, guardando direttamente ai loro bisogni. Ecco, siamo convinti anche che forse la risposta dei partiti tradizionali che c'è, e ripeto, non è una contrapposizione la nostra, è un lavoro però che vuole affiancare, perché ci siamo accorti che ci sono molte esperienze amministrative nella nostra regione che hanno questa caratteristica di civismo e che quindi dobbiamo lavorare unendo queste forze che spesso vanno al di là, l'amministrazione locale va al di là dei partiti e quindi vogliamo dare voce proprio a queste realtà, unendole in un filo conduttore che vuole essere proprio Vale, cosa che abbiamo già fatto anche con un'esperienza alle amministrative del 2024, dando spazio proprio a liste che hanno preso il nome di Vale. E questo vuole essere un segnale, perché se appunto ci rendiamo conto che i bisogni dei cittadini non hanno completamente espressione, dobbiamo fare un lavoro di vicinanza, di raccolta di quella che è la fiducia, e ci siamo chiesti come meglio farlo se non partendo anche dagli amministratori locali che già questa fiducia l'hanno raccolta. E ripeto, non ne facciamo per forza una questione di bandiere, come già ha sottolineato Arturo. Davvero siamo aperti al dialogo sui progetti, sui bisogni, perché il legame di fiducia da ricostruire è il nostro obiettivo. E quindi il lavoro che ci aspetta sul territorio è quello di un profondo ascolto a cui dobbiamo dare voce. Grazie. Grazie Rossella e grazie dell'impegno che stai mettendo in questa creazione di un denominatore, come hai detto tu. Io vorrei ricordare le esperienze amministrative che nel 2024 hanno portato in alcuni casi ad amministrare, in alcuni casi ad andarci vicino. Ricordo i 6 voti per cui un candidato con il simbolo di Vale non è riuscito a vincere le elezioni, però indubbiamente c'è Monastier, Paola Moro, c'è San Bellino, ma adesso ne parlerà Aldo direttamente, e c'era Paese, che è anche andata vicina, e a Bassano del Grappa, diciamo così, non è stato utilizzato il simbolo Vale perché l'esperienza di El Momento era partita prima della creazione di Vale, però insomma c'è stata una condivisione del percorso che è stata importante, così come ci sono state delle condivisioni col percorso, penso a Valdagno con il sindaco Zordan, e penso ad altre esperienze con cui insomma c'è stato un dialogo che io ritengo importante proprio nel condividere quelli che sono i principi. Solo una cosa, perché so che ai giornalisti interessa dove ci collochiamo. È chiaro che noi ci collochiamo nel mondo del centro-sinistra, tutti noi veniamo insomma da quel mondo lì, ma con l'attenzione a tenere aperta la porta al dialogo, perché per noi è importante. Noi vogliamo amministrare questa regione
e la vogliamo amministrare non nel 2075, la vogliamo amministrare prima possibile. Ed è chiaro che se il 70%, 77% dei veneti hanno votato Luca Zaia nelle ultime elezioni, una parte di quegli elettori credo non siano a loro agio con una maggioranza che si sposta a destra e che quindi cercano una nuova modalità, un nuovo, diciamo così, una nuova alleanza. Su questo siamo aperti a dialogare, siamo aperti a capire se ci sia la possibilità di tenere il baricentro di questa regione non spostato a destra come il timore nostro ci fa appunto pensare possibile, ma tenerlo più ancorato a quelli che sono i valori che ispirano la nostra associazione, che voglio ricordare sono fondamentalmente 3. L'agenda ONU del 2030, la Costituzione italiana e un europeismo non di facciata, ma un europeismo convinto che voglia tornare a dare centralità all'Europa nelle scelte di tutti i territori. Ecco, ci tengo a dire questa cosa qui perché poi alla fine l'esperienza di Rossella Silea, l'esperienza di Aldo, l'esperienza di tutti gli amministratori che sono stati, diciamo così, votati, credo, vanno proprio in questa direzione. C'è una provenienza, c'è una collocazione, ma c'è un'apertura al dialogo che credo caratterizzi la nostra esperienza. Non essendo un partito politico c'è la libertà di dialogare e di cercare delle soluzioni nell'interesse di tutti. Io invito Aldo a prendere la parola. Perfetto, grazie dell'invito. Devo dire che è un onore poter essere vicepresidente di questa associazione, perché è un'associazione che parte veramente dal territorio e ci fa capire che molte volte ci lamentiamo che alcune cose non funzionano, ma perché le cose possano migliorare, una delle cose che bisogna fare è cambiare il metodo. Ecco, Vale si è posta questo obiettivo, cambiare il metodo e l'approccio per coinvolgere i cittadini e chi in qualche modo ci ha già messo la faccia per amministrare il territorio, e quindi gli amministratori locali. La relazione con loro fino ad oggi è stata estremamente ferma, chiara, in una relazione per costruire degli obiettivi comuni, perché come ha ben specificato prima Rossella, l'obiettivo è lavorare già con chi la fiducia l'ha ottenuta, e quindi gli amministratori locali, i comuni, e consideriamo che sono tantissimi quei comuni che non hanno una collocazione chiara dal punto di vista di un partito, ma sono liste di comunità, noi le chiamiamo così, cioè quindi liste che hanno fatto proprio delle istanze reali del territorio e le stanno trasformando con molta creatività in risposte. Ecco, riuscire ad essere facilitatori in un collegamento tra le amministrazioni locali per aiutarli quindi ad essere forse meno creativi, per riuscire in qualche maniera ad essere sostenuti, credo sia importante per una nuova impostazione politica. Quindi riuscire a sostenere questi amministratori è uno degli obiettivi principali. Come è stato detto bene dalla Presidente, l'elemento della fiducia è un elemento caratterizzante di Vale, quindi l'obiettivo è proprio arrivare a chi oggi anche non ha più fiducia. E in realtà c'è bisogno di una rappresentanza corresponsabile, quindi fondamentalmente la persona non può pensare ad una delega senza impegno, ma in realtà il tempo della delega è finito, l'obiettivo è arrivare a una relazione forte con le realtà locali per fare in modo che i problemi e quindi le risposte da front office dei sindaci o degli amministratori locali possano essere prese come riferimento per le lotte all'interno delle realtà di livello più elevato come la Regione. Per quanto riguarda, aggiungerei 2 o 3 cose, ma per dire un attimo i punti, perché già ci siamo dati un po' delle priorità regionali, per dire, come abbiamo detto prima Arturo, l'esperienza nasce molti anni fa in un'associazione culturale, poi APS, quindi 7 anni di incontri, di cantieri, di lavoro e di relazioni che sono estremamente importanti, che hanno dato vita a marzo 2024 a questo gruppo che ha all'interno tantissimi amministratori. Ecco, tentiamo di guardare oltre, quindi di considerare la relazione e le connessioni come un ponte e non come muri.
Ecco, fondamentalmente riuscire a creare questo è importante. E quindi come priorità regionali è meglio che, adesso elencherò solo il titolo, ma poi tutto è declinato anche in elementi concreti. Una regione in cui crescere, quindi lavorare sul contrastare la recessione demografica, e poi c'è una serie di punti di quali modalità mettere in gioco. Cioè il ragionamento è stato fatto da amministratori, quindi da gente abituata tutti i giorni a risolvere effettivamente problemi molto concreti, perché è molto vicini ai cittadini. Una regione in cui abitare, come migliorare la qualità della vita nel nostro territorio, una regione di cui prendersi cura, la tutela delle fasce più deboli, una regione in cui vivere in salute, garantire in salute la salute a tutta la popolazione, una regione in cui fare impresa, aumentare la competitività delle imprese, una regione da tutelare, rendere più sicuro e sano il territorio, una regione in cui credere la sostenibilità istituzionale. Qui mi manca qualche altro punto, ma è per rendere presente fondamentalmente che l'obiettivo è creare una rete, una connessione tra amministrazioni locali per poter supportare il territorio e contemporaneamente creare una connessione a livello regionale e a livello nazionale per poter dare delle risposte vere al territorio. Grazie. Grazie Aldo, grazie mille. Credo si veda insomma la concretezza e la lucidità con cui insomma chi amministra riesce a individuare le priorità e a portarle all'attenzione, quindi grazie a Rossella ed Aldo. Io adesso chiedo ad intervenire a Manuel Remonato, che è stato, lo voglio ricordare, il consigliere comunale più votato a Bassano del Grappa nelle ultime elezioni, più di tutti quelli della maggioranza, più di tutti quanti, quindi diciamo così protagonista di un'esperienza civica della lista È il Momento, che secondo me è stata molto significativa, che ha fatto vedere come una politica che parte dalle cose concrete, che parte dai cittadini, possa veramente rappresentare le istanze di tutti e trovare un'affermazione. Credo che l'esperienza sia molto bella. Io voglio dire un'altra cosa però di Manuel. Oggi è Manuel che rappresenta il gruppo Vale all'interno del tavolo del centro-sinistra per diciamo così, disegnare un po' il percorso verso le elezioni regionali del 2025. Quindi grazie anche di questo impegno, Manuel, che stai tenendo a nome di tutti per facilitare il dialogo, per capire se ci sia lo spazio per una condivisione di un progetto e non solo di una presenza, diciamo così, per timbrare il cartellino. Ecco. Lascio a te la parola perché credo che l'esperienza, le motivazioni e le modalità con cui stai portando avanti il tuo impegno politico a Bassano siano assolutamente un riferimento per tutta la regione. Eccoci qua, grazie a tutti e a tutte. Allora, sicuramente mi permette un po' anche di prendere la palla al balzo rispetto a quella che è la presenza delle forze civiche all'interno anche delle nostre amministrazioni, all'interno del mondo anche politico, regionale e non solo regionale, anche oltre. Il civismo spesso è utilizzato come metodo di campagna elettorale, quindi il candidato civico esce prima di una campagna, pulisce un po' quasi l'immagine di un mondo politico che tante volte non si vuole anche raccontare nel modo giusto, ma non viene fuori che in realtà il civismo è parte integrante dei nostri territori, arriva anche da esperienze di, come abbiamo detto noi, prima Aldo ha detto bene, di liste di comunità, di quello che è il reale vissuto del territorio, le reali problematiche che si vedono giorno dopo giorno e anche la pragmaticità di tutto quello che si vive. Quindi per noi questo è stato ed è uno dei primi obiettivi, portare il civismo ad essere una forza che fa parte del governo non solo dei territori ma anche del governo regionale e è a pari dignità rispetto anche a tutte le forze politiche. E le liste di comunità sono qualcosa che adesso noi stiamo cominciando anche
a costruire uno dei nostri principi fondamentali, che è quello anche della formazione, la formazione che ha portato anche molti di noi, me per primo, a avvicinarsi a quello che è il mondo della politica, quindi una formazione che viene dal mondo dell'associazionismo. Vela è anche l'emblema di quello che anche le scuole di politica stanno portando nei nostri territori. Da questa formazione, quindi partendo dal mondo della formazione, noi siamo arrivati al mondo della rappresentanza politica, e non è una cosa da poco in un momento in cui il dire a me a volte mi dicono bravo, hai preso tanti voti, se mi devo confrontare con tante persone che hanno preso tanti voti non sempre è il metodo di giudizio giusto. Io sono stato contento perché sono riuscito a raccontare una formazione che mi è stata data e che ancora continuiamo a fare e a darci, e questa è una cosa secondo me fondamentale in quello che è l'approccio di Vale e dell'approccio che vogliamo portare all'interno della regione con Arturo e il gruppo consigliare, ma quello che è anche lo sviluppo futuro. Un altro punto secondo me importante che prima abbiamo portato avanti e abbiamo anche Aldo ha detto con la sostenibilità istituzionale, è qualcosa che oltre a tutto il mondo organizzativo è qualcosa che ci portiamo dentro anche come rappresentanti nei nostri territori. L'essere una forza, come anche ci definiamo, libera da condizionamenti che molto spesso le forze politiche hanno, è qualcosa che davvero ci sentiamo dentro. La libertà di condizionamenti ci porta davvero ad agire per il bene comune, per il bene del nostro territorio, al di là di quelle che possono essere anche delle barriere che possono essere messe all'interno o per interessi che possono essere interessi particolari o interessi più di gruppo, che tante volte non vanno anche direttamente in linea con quello che potrebbe essere il bene comune. E questo è uno spunto che noi vogliamo portare dentro a quello che è il mondo, abbiamo portato dentro al mondo delle amministrazioni locali e dei comuni, ma anche all'interno del mondo regionale. E questa non è una cosa da poco, perché la differenza e le differenze forti e sostanziali molto spesso, soprattutto nei comuni e anche nella regione, non sono tanto nelle visioni politiche, che ci sono e ce ne sono certe anche molto evidenti, ma spesso ci si scontra sempre con delle visioni che sono difficili da interpretare, perché ci sono degli interessi che vanno al di là di quello che è il bene comune. Quindi per noi il bene comune è la cosa essenziale che portiamo, che stiamo portando anche all'interno del tavolo del centro-sinistra, ma che portiamo anche nel dialogo con tutte le forze, e vogliamo continuare anche nel metodo a portare avanti questo. Quindi abbiamo detto la formazione, abbiamo detto la libertà di condizionamenti, abbiamo parlato delle liste di comunità. Per ultima, ma l'abbiamo citata anche per prima come molto importante, è la questione della leadership diffusa. Partiamo dai territori per poi portare una voce in regione e per poter costruire un programma che deve essere pensato, un programma che anche per noi ha avuto anni anche di costruzione, prima con Vela e poi con le giovani, i giovani e anche le amministratrici e gli amministratori di Vale. E su questo noi vogliamo dare davvero una forte sottolineatura, perché per noi risulta essere molto importante. Con questo, con queste linee guida vogliamo portare questo contributo. Stiamo lavorando, ci stiamo entusiasmando, nei territori l'abbiamo già fatto, e per quella che è la costruzione a livello regionale di un messaggio non tanto diverso, ma di un messaggio anche che possa creare ponti, costruire qualcosa che mette davanti proprio il bene comune, quello che è anche il concetto di apertura che la nostra regione deve avere, è qualcosa di fondamentale, e noi ci sentiamo di prenderci questo ruolo all'interno della politica locale, ma anche nella politica regionale. Quindi per questo io penso che ci sono buone prospettive e belle prospettive, e siamo felici di cominciare a lavorare sodo per costruire questa proposta. Grazie Manuel. No, grazie veramente dell'impegno che stai mettendo non solo a Bassano ma un po' in tutta la regione, anche con il coinvolgimento di tanti giovani, perché secondo me questo è importante. Cioè riusciamo a dare un messaggio nuovo se riusciamo a coinvolgere i più giovani, e hai fatto bene a ricordare le scuole e le officine sociopolitiche che l'associazione sta portando avanti in varie parti della regione e che stanno coinvolgendo tanti ragazzi, e vedo che i ragazzi hanno idee molto più
intraprendenti di quelle, insomma, di chi ha la mia età, che ormai ha passato il mezzo secolo e è molto meno capace di essere proattivo. Io voglio ringraziare anche i colleghi consiglieri Renzo Masolo e Andrea Zanoni che sono presenti e che mi fa piacere di avere qui, perché con loro c'è sempre un dialogo aperto, diretto e quindi ecco, ovviamente tutta la disponibilità sempre a collaborare e a fare progetti insieme. E quindi grazie di essere qui ecco, e grazie di riuscire a collaborare in modo non conflittuale, ecco, che non è facile nella politica di oggi. Io non so se ci sia qualcosa da aggiungere da parte di Rossella, Aldo e Manuel, o se vuole dire qualcosa anche Mario Barbieri, che è uno dei nostri soci fondatori, diciamo così, una delle persone che porta esperienza e qualche volta anche saggezza, non che tu non sia sempre saggio, ma che qualche volta ci serve la saggezza di una persona con più esperienza per tenere la direzione giusta. Ecco, io voglio chiudere, anche perché sta ricominciando il Consiglio, quindi abbiamo una pressione da parte della Presidenza del Consiglio, però richiamando due concetti che per me sono importanti. Il mondo che Vale rappresenta è un mondo attivo, estremamente effervescente, capace di interpretare il territorio e secondo me un grande valore per la nostra regione. È un mondo che sa dialogare, che sa essere costruttivo e che dal mio punto di vista è imprescindibile se si vuole cambiare la leadership di questa regione. Per questo io tengo molto a questo gruppo di persone, perché ritengo che possano essere il vero elemento, lo diceva bene prima Rossella, no? Di denominatore, di filo comune all'interno di tante esperienze che ci sono nella regione. Ecco, questo filo comune serve, deve essere visibile, deve essere reso palese. Non è sempre facile, questo lo sappiamo, ma è su questo filo comune che si può costruire qualcosa di duraturo. E questo è un primo elemento. Un secondo elemento è proprio legato alla collocazione, perché io lo so che dal punto di vista giornalistico questa cosa qua poi interessa. Ribadisco la nostra fermo legame con il mondo democratico, ma in una logica di dialogo. Cioè non deve diventare una pregiudiziale al dialogo con altre forze politiche, che ovviamente condividano quelli che sono i principi su cui la nostra associazione si basa, ma che sono dei principi abbastanza, diciamo così, inclusivi, aperti, perché io ritengo che sia fondamentale riportare il baricentro politico di questa regione più vicino a quella che è un po' la tradizione storica anche di questa regione, che non è sicuramente una tradizione a destra come le elezioni politiche ultime hanno fatto immaginare possa essere. Per cui sono convinto che la proposta su cui andremo a lavorare sia una proposta solida, che non si fermerà al 2025, che andrà avanti sicuramente anche dopo. Io l'ho sempre detto, io ho giocato la partita del 2020 come il primo tempo di una partita, sapendo che era una partita molto difficile e che si partiva con una penalizzazione, e l'abbiamo vista. Però ecco, non mi scoraggio, nel senso che sapendo che il primo tempo era difficile da giocare, sicuramente il secondo tempo sarà una partita diversa, e quindi sarà ottobre, sarà novembre, sarà quando si deciderà di andare a votare. Sono convinto che possano esserci degli esiti molto diversi, anche alla luce di quelle che sono le divisioni che stanno emergendo all'interno della politica regionale, che secondo me sono molto più profonde di quello che finora è venuto fuori e che nei prossimi mesi potrebbero diventare anche delle divisioni profonde e definitive. Per cui ecco, noi ci siamo, noi siamo convinti che il messaggio che portiamo avanti sia un messaggio interessante per i cittadini del Veneto, e grazie ancora appunto a chi c'è, a chi si sta impegnando e a chi mette il suo entusiasmo e la sua forza. Grazie.